C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, vi portiamo oggi ancora una volta in zona Lago di Garda, che prevede davvero degli itinerari molto interessanti, in modo particolare quello di oggi alla Cima Comer. La partenza è da Sasso di Gargnano a 546 metri, il dislivello è piuttosto impegnativo, si parte da 484 metri di altezza e si giunge alla Cima Comer a 1279 metri. Si prende il sentiero Sassoso 31 e lo si percorre per circa 1 chilometro in piano. Poi riprende la salita che si fa più ripida e si giunge così al bivio che consente di raggiungere con 10 minuti di cammino in più l'eremo di San Valentino a 770 metri di altezza. L'ultimo tratto per raggiungere l'osservatorio panoramico di Cima Comer, circa un'ora di cammino, è piuttosto ripido. Da questo punto si può scegliere di continuare per raggiungere la croce che è posta sulla cima del monte. Il tempo di salita è di circa 2 ore e mezza. Un'espressione dialettale, quella di oggi, dedicata a chi come me ha qualche problemuccio di vista. El vet gna empret en de la nef. Paola, tu sei riminese? Sono marchigiana e per amore vivo a Rimini da 10 anni. Cara Paolo, di che ti occupi tu nella vita? Io lavoro con i bimbi molto piccoli, sia al lavoro che a casa. Quindi, pannolini ovunque. Esatto. Oh, cara Paolo, poi ti lasciamo, c'è un piccolo compitino per te, è il vet. El vet gna empret en de la nef. Hai capito qualcosa? Si parla di una persona particolarmente miope, quasi ipovedente, perché quella persona, è il vet, non vede Non vede né un prete che un nef. No, non vede neppure un prete. En della Neve. Vuol dire che il prete, sai, Cosa nera nella neve che è tutta bianca, benissimo. tu ci vedi benissimo. Allora, sì, fino a giovedì scorso non ci vedevo niente, poi mi sono operata la miopia, mi avete beccato proprio. Lo vedi? Testimone oculare. In piazza Malatesta, con la bella Rocca Malatestiana alle nostre spalle, il Teatro Galli, qui proprio accanto a noi. E qui c'è il nostro signor Carmine. Caro signor Carmine, qui pure accompagnato dal pupo che sicuramente in caso di bisogno ci viene incontro, È vero? Sì, è voglia. Pure la creaturina che ogni tanto fa qualche un pochetto di pianto, ma è più teatro quello, Sì, è più il teatro, dai. Più teatro. Allora, Reale malessere. un reale malessere. Qui queste parole, questa frase in dialetto, proviamo a dirla. Allora, el vetgna in pret en della nef. Hai capito qualcosa, Carmine? Qualcosina, dai. Il prete, vabbè. Il prete lì, dai, si capisce, un prete. Il prete, sì. Sì, il prete è il prete. Prete. Nef, Nef è la neve. neve, sì. Quindi questo è detto di chi, insomma, non ha un'ottima vista, perché il prete, sai, vestito Vestito di nero. di nero. Con la... Bianco, no? Sì, però è tutto nero, in mezzo alla neve, si dovrebbe vedere immediatamente, senza difficoltà. Invece una persona che E mi sa che non vede neanche il prete nella neve, no? Quello è il senso. neppure il prete nella neve, quindi insomma un po' accecata. Che c'è? Eccoci qua, arriviamo, eh? Vuoi dire qualcosa? Che? Salutiamo gli amici di Brescia, Antonio? Antonio, dai, salutiamo qui che chiudiamo la puntata. Dentro? Dici ciao? Oh, bello, possiamo davvero chiudere. Alla prossima da Rimini, ciao!